Nel Regno di Napoli è abbastanza comune ancora oggi dare al bambino il nome del proprio nonno, che magari porta anche il suo cognome. E questa pratica in lingua napoletana antica è detta la misa a sopponta. Ma qual è la connessione semantica fra la sopponta, il sostegno e questa abitudine di dare al bimbo il nome del nonno? Ve lo spiego io. In lingua italiana la sopponta sarebbe il puntello, il rialzo, il sostegno, il rinforzo. Ecco, in lingua italiana la sopponta è quel palo di castagno che regge il solaio. La sopponta è anche il barbacane che viene costruito, il muro che viene costruito perché invece un altro muro sta cadendo, quindi un sostegno, un rinforzo. Questo è sempre il significato. Ma a sopponta è anche, per esempio, la zeppa di legno che si mette sotto al piede del tavolo, mettecene a sopponta perché il tavolo truculea, oppure è la sopponta sotto cummò. Insomma, ogni qualvolta qualcosa deve essere sostenuto, deve essere retto, deve essere rinforzato. Ma in lingua napoletana c'è anche un'altra sopponta, ed è quella piccola merenda che prova a sostenere, no? A rinforzare lo stomaco in attesa che arrivi il pasto, insomma il pasto principale. Quindi quella merendina, quella piccola, ecco, vi ricordate la pubblicità della Ferrero che diceva Ambrogio o quel piccolo languorino, ok? Diciamo, noi diciamo a casa Duoglio, salumiere, ecco, ho un languorino, il languorino nostro poi si trasforma in un bel cuzzatiello di pane pieno di magari di provola e mortadella, che è la mia preferita, oppure magari 2 purpette e un po' e friariel. Quindi una bella merenda che riesca a sostenere il povero stomaco vuoto fino al pasto principale. A sopponto. È evidente quindi che mettere a sopponto o non equivale a dire mettere un supporto, preparare un rincalzo, preparare un ipotetico aiuto per la vecchiaia del nonno, supponendo che il bambino, avendo egli in qualche modo il medesimo nome di suo nonno, possa fungere da aiuto, da supporto, da sostegno, da rincalzo durante la vecchiaia, che in italiano si direbbe il bastone della sua vecchiaia. Ma a sopponta, in lingua napoletana antica, erano anche gli scannetti, quelli che sostenevano le tavole di legno dell'antico letto napoletano. Una volta il letto era formato con tavole di legno di noce o di castagno che venivano sorrette da 2 scanni di ferro, 2 sopponte, ecco, laterali. Però cosa accadeva? All'indomani del matrimonio, insomma, supponendo che il letto sarebbe stato sottoposto ad un lavoro supplementare, almeno nei primi giorni, insomma, diciamo all'indomani del matrimonio, e quindi il letto avrebbe avuto maggiori sollecitazioni, era d'uso mettere un terzo scannetto al centro, che era appunto detto a sopponta. E ce ne parla meravigliosamente Raffaele Viviani nella grande opera Prazzatella Capera. Non mi cuoio sotto a scella, sono sempre Prazzatella. Se mi sposa a nome di Dio, sto seccato spuzzulia. Vabbè, qui c'è molto da spuzzuliare nel mio caso. Anzi, è meglio che ci mettano a sopponto sotto lietta. È evidente l'ammiccante invito della Capera Prazzatella, insomma, nei confronti del suo promesso sposo. Ma si grida e fa per spass. Belle mie, tu non mi... Ah, mi sposa? Non parlo più. Mi metto in mano a dovuto.